Si è svolto oggi ad Agrigento, presso il Pala Congressi, il primo Career Day organizzato da Sigindustria Agrigento. Sigindustria è da sempre attenta al sostegno del settore produttivo, alla formazione professionale, delle risorse umane. Ha deciso di chiamare a raccolta le scuole, le università, le imprese, le forze dell'ordine, le istituzioni tutte per organizzare il primo Career Day della provincia, in modo da creare così un rapporto diretto tra i giovani e le realtà produttive del nostro territorio. A introdurre i lavori il professor Giacomo Minio, direttore di Sigindustria. Iniziamo oggi una prima iniziativa che si ripeterà poi negli anni, nella prima decade di maggio, ed è un'iniziativa, devo dire, intelligente, perché l'intelligenza sta nella sua essenzialità, cioè mettere concretamente insieme la domanda con l'offerta. Oggi abbiamo raccolto 7 istituti tecnici, i cui giovani si diplomeranno nel prossimo mese di giugno-luglio. Li faremo incontrare con le imprese del territorio che hanno esigenza di figure tecniche, ma abbiamo fatto un passo in più. Faremo incontrare questi giovani anche con l'università, con l'ufficio territoriale per il centro per l'impiego e anche con le 4 forze dell'ordine, che anzi ringraziamo per essere qui, perché molti dei giovani presenti hanno anche aspirazioni di entrare nelle forze armate e quindi vogliamo dare a loro questa opportunità. Perché questa iniziativa? È un'iniziativa con delle finalità poliedriche. La prima è quella di invertire l'emorragia di giovani talenti che vanno fuori a cercare lavoro, perché non trovano molto spesso la connessione con le imprese. La seconda è quella di rinvigorire il territorio attraverso la permanenza qui di giovani risorse che possano anche innervare connessioni, talenti, intelligenza sul nostro territorio fra mondo dell'impresa, mondo della scuola e quindi università. Sigindustria anche questa volta si dimostra molto attenta al mondo della scuola, perché rappresenta una risorsa fondamentale per le aziende che hanno spesso necessità di avere figure specializzate, formate negli istituti superiori, per essere immesse nell'organico delle varie aziende, e soprattutto perché anche noi sentiamo la necessità, la responsabilità di contrastare quel fenomeno molto negativo che è l'abbandono del territorio da parte di tantissimi giovani. Quindi collegare e intensificare il dialogo tra imprese e scuole risulta per il nostro futuro davvero importantissimo. Oggi è la prima giornata che Sigindustria organizza coinvolgendo le scuole professionali per cercare di intercettare i ragazzi, gli studenti che alla fine del percorso di studio vogliono intraprendere un'attività lavorativa all'interno delle aziende. Oggi sono presenti 22 aziende del territorio siciliano, delle belle aziende, e io quello che dico ai ragazzi è che dire ai ragazzi: sfruttate questa grande opportunità di conoscere le aziende e di iniziare un percorso lavorativo. È importante questa iniziativa per quanto riguarda queste attività di promozione del connubio, del collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, perché è importante appunto che tutti i ragazzi partecipino a queste iniziative, che sono veramente fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio. Per quanto riguarda la giornata di oggi ci saranno una serie di interventi e poi alla fine si prevede appunto un passaggio direttamente tra gli alunni, i ragazzi e le imprese. Le scuole sono diverse, no? Che Sì, partecipano. ci sono tutte le scuole superiori chiaramente della provincia di Agrigento e interverranno anche i dirigenti scolastici e quindi siamo qui appunto per una delle giornate più importanti dell'anno scolastico per quanto riguarda queste attività di alternanza. La scuola in questi anni, come si sa, ha avuto uno sviluppo in questo senso, perché si sono implementate molte di queste attività, tra l'orientamento scolastico professionale, appunto la stessa alternanza scuola-lavoro e anche tutte le novità che ci sono state, dalla metodologia didattica alle nuove figure di tutor e di professori appunto formati per accompagnare i ragazzi in questo percorso.